Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo di oggi, giovedì 2 marzo. Fino al 21 agosto prossimo venturo sarà valida l'ordinanza della Capitaneria di Porto numero 8/2023 con cui si definisce il provvedimento che vieta di avvicinarsi alla nave Gioacchino Bacchetto e ai motopontoni Cobra e Vega che opereranno al largo di Isola Verde. Tra i natanti verranno effettuati spostamenti di massi che andranno trasportati poi dai pontoni per la realizzazione di 4 barriere che saranno disposte parallelamente al litorale di Isola Verde. L'operazione che si effettuerà sarà propedeutica alle attività di realizzazione delle barriere stesse. Con l'ordinanza si vieta a tutte le imbarcazioni di avvicinarsi a meno di 300 metri dalle unità navali impegnate. Sarà vietata quindi la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altro mestiere marittimo. Per non creare movimenti ondosi che possano compromettere la sicurezza dei natanti e degli uomini a bordo, chi si troverà a transitare nei pressi dovrà farlo alla minima velocità di manovra. Allora, siamo alla Cama, Pescheria Cama qua ai saloni e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari il pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. 3 tra commercianti e operatori turistici chioggiotti siederanno negli organi rappresentanti di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia. Le elezioni si sono tenute martedì pomeriggio e hanno individuato chi andrà a coprire i ruoli in Consiglio e in Giunta per i prossimi 5 anni. Confermato alla presidenza Massimo Zanon. Nel Consiglio Chioggia sarà rappresentata da Gianni Boscolo Moretto, Alessandro Daré e Alberto Perini Ravagnan. Boscolo Moretto e Daré, che sarà anche uno dei 4 vicepresidenti provinciali, siederanno anche in Giunta. Approdato in commissione il progetto di legge della consigliera Baldin per promuovere la vendita di prodotti sfusi alla spina. Ciò permette quindi che si avvii l'iter in Consiglio regionale. La consigliera spera in una discussione breve che porti all'approvazione in tempi rapidi. Si tratta di una legge che può aiutare i cittadini alle prese con l'inflazione a causa del costo degli imballaggi. Riporta Baldin che secondo Federconsumatori ogni famiglia può risparmiare fino a 700 euro l'anno scegliendo prodotti sfusi al posto di quelli confezionati. La capogruppo del Movimento 5 Stelle ieri ha presentato a Palazzo Ferrofini il progetto di legge regionale 85 del 23 luglio 2021, norme per la promozione della vendita di prodotti sfusi alla spina. La proposta di Baldin punta al modello dell'economia circolare che non prevede solo il riciclo ma anche il riuso. Obiettivo è quello non solo di aumentare la quantità di imballaggi riciclati o recuperati, ma di ridurre a monte la produzione di rifiuti, secondo la direzione indicata dall'Unione Europea. Il progetto di legge prevede 50.000 euro per finanziare la promozione della vendita di prodotti sfusi alla spina, con l'obbligo per i negozi di garantire un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti venduti. Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta alla trasparenza dei prezzi e alle produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta. Un incentivo ai negozi che producono meno imballaggi, con un occhio alla sostenibilità e al chilometro zero, favorendo un patto con il territorio per una spesa che rispetti l'ambiente e che cambi le abitudini di spesa e consumo quotidiano, conclude Baldin. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02.
di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Il porto di Chioggia è stato incluso definitivamente nel sistema portuale del Veneto, ne dà notizia la stessa autorità di sistema, con la formalizzazione della cessione di 11 fabbricati siti presso lo scalo in Val d'Ario, nel demanio marittimo portuale, che passano quindi sotto la gestione dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale. Lo scalo di Chioggia risulta definitivamente integrato quindi nel sistema portuale veneto. L'iter, avviato nel 2018 con la delimitazione delle aree portuali presso lo scalo di Val d'Ario, ha portato oggi all'inclusione fra le proprietà di competenza dell'autorità di sistema portuale di 11 fabbricati aventi una superficie variabile tra i 10.000 e i 200 metri quadrati. Nel dettaglio si tratta di 4 fabbricati adibiti a palazzine per uffici e servizi e di 7 magazzini già in uso da parte dei terminal portuali che operano nello scalo, complessivamente valorizzati sotto il profilo demaniale. Il Consiglio Comunale di martedì scorso è stato vivacizzato, passateci il termine, per le proteste delle lavoratrici, quelle dell'Istituto di riposo per anziani. In pratica c'è stato un primo momento di contestazioni quando, subito proprio all'inizio del Consiglio Comunale, la maggioranza ha respinto la richiesta del consigliere Montanerello del Partito Democratico di discutere subito della pesante situazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Alla pubblicazione del voto contrario, bisogna votare quando si fa una richiesta di ordine del giorno, è stata respinta dalla maggioranza, immediatamente le signore, anche se visibilmente contrariate, sono uscite senza fare particolarmente clamore, hanno lanciato qualche vergognatevi, si sono anche rivolte verso la telecamera di Chiusa Azzurra, però diciamo più di tanto non hanno fatto praticamente. La situazione poi però è degenerata e le signore si sono state allontanate dalla forza pubblica su richiesta del presidente del Consiglio Comunale Beniamino Boscolo, in quanto sull'ordine del giorno del Consiglio Comunale era stato calendarizzato anche un punto su cui si doveva votare appunto si doveva parlare appunto della situazione dell'IPAB. Ma questo punto è stato poi rimandato su richiesta del consigliere Davide Vianello ad altro Consiglio Comunale. È lì che è scattato il putiferio e poi appunto a un certo punto non potevano andare avanti con i lavori e il presidente ha chiesto l'allontanamento che poi è stato anche contestato, ci arriveremo dopo, dalla CGIL. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 2 marzo, è la farmacia al Lido in Viale Padova Sottomarina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti! Alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 €. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!